C'è grande fermento in casa Acragas dove è in allestimento nel pomeriggio di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio due raduni per giovani calciatori nati nel 2000, 2001 e 2002. Lo stage servirà per individuare quegli elementi giovani che dovranno comporre un gruppo di juniores obbligatori per la prima squadra. Gli interessati dovranno trovarsi presso l'impianto sportivo comunale di Fontanella d'Agrigento, muniti di abbigliamento sportivo e certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità. Lo stage sarà presieduto dall'allenatore della prima squadra Corrado Mutolo e dal collaboratore tecnico Francesco Nobile. Lo stage avrà inizio alle ore 17, mentre sul fronte societario non si registrano ulteriori novità, come anche su quello tecnico. Di certo il DS Ernesto Russello, di concerto con il tecnico Corrado Mutolo, sta cercando di comporre un mosaico competitivo e non sono pochi i contatti di un certo spessore. Molto dipende dalla categoria ed in questo senso sembra che la società abbia presentato domanda di ripescaggio in eccellenza. Per saperne di più occorrerà attendere i primi giorni del prossimo mese d'agosto. Intanto in provincia si registra un altro stato di crisi che attanaglia la società del Gattopardo di Palma di Montechiaro. Il presidente Alletto, con un proprio comunicato, chiama all'ordine l'imprenditoria locale per consentire alla squadra di presentarsi regolarmente nella città di partenza. Se ciò non dovesse succedere, entro il prossimo 19 luglio si provvederà alla vendita del titolo in qualsiasi altra città che voglia fare calcio a certi livelli.